Bentornati in nuovo appuntamento con le previsioni meteo. Abbiamo assistito al passaggio di una forte perturbazione che ha agito sui settori settentrionali, portando anche qualche temporale sulla Liguria e con nevicate che sono calate notevolmente di quota sui settori dolomitici fino a 1500-1600 metri entro la serata di domenica. Poi questo fronte andrà viaggiando sempre più verso i Balcani, concedendo un miglioramento, seppur qualche nota ancora instabile al sud. Ma vediamo come avremo una corrente a getto sempre definita sui settori dell'Islanda, come vedete, e quindi questa corrente a getto scorrerà sempre più verso il basso, raggiungendo al minimo proprio la Spagna e spingendosi poi dritta proprio in forma verticale diretta verso nord, e quindi i venti sud-occidentali continueranno a spingere nel corso dei prossimi giorni per portare un tempo, un complesso stabile, quindi sul nord Italia e su gran parte comunque del versante tirrenico avremo tempo in genere con cielo sereno poco nuvoloso, ma con la comparsa graduale di nebbie per umidità nei bassi strati sulle zone pianeggianti. E questo contribuirà poi a mantenere un clima quindi del tutto autunnale comunque nel corso dei giorni, con della residua instabilità che proprio nella giornata di lunedì andrà a riversarsi sulle regioni meridionali, sul medio-basso Adriatico e al sud, localmente fino anche alla Sicilia. Il tempo invece sarà migliore, come vedete, sul resto della penisola, proprio per la rimonta anticiclonica, con temperature che saranno in calo soprattutto al sud Italia. Tra martedì invece e giovedì, come vedete, avremo la predominanza invece dell'anticiclone, che quindi dai settori sud-occidentali si espanderà sempre più verso nord, con instabilità, come vedete, sempre relegata sulla Gran Bretagna, in parte sulla Spagna, sulla Francia occidentale, niente da noi. Quindi avremo la permanenza di qualche possibile precipitazione locale, ancora possibile solamente sulla Calabria ionica. Altrove invece le temperature, come vedete, nel complesso tra i 15 e i 18 gradi sul nord Italia, per quanto riguarda il centro attorno ai 19-20 gradi, con picchi di 22 gradi sulla Sicilia. Le condizioni continueranno a mantenersi stabili con la prevalenza sempre del campo anticiclonico sud-occidentale nella giornata di mercoledì. Come vedete però si scaverà una profonda depressione che è proprio sulla Spagna settentrionale, carico di un fronte di nubifragi e rovesci associati, riuscirà a portare l'innesco, uno sblocco possiamo così dire, delle correnti umide atlantiche, potrebbe poi innescare un nuovo vortice sul Golfo del Leone e quindi portare nuova instabilità per quanto riguarda la giornata di giovedì. Come vedete però questa ottica non solo è favorita da gran parte dei modelli, quindi questa perturbazione andrà a concentrarsi, come vedete, proprio sul Golfo del Leone, portando quindi forti rovesci, ma anche un piccolo nocciolo freddo e comunque con qualche rovescio situato sulla Grecia, che porterà qui invece dei frequenti rovesci e temporali. Qui invece nella giornata di giovedì aumenteranno le nebbie, quindi umidità sempre più elevata. Bisogna fare molta attenzione perché sulla Valpadana, specie sui settori centro-orientali, avremo la comparsa di nebbie foschie dense al primo mattino, ma che saranno anche permanenti fino alle ore diurne, pensate. Quindi questa umidità sempre elevata nei bassi strati concederà invece di avere tempo soleggiato che avremo soprattutto in montagna, sui rilievi, sulle pedemontane, e con attenzione lo zero termico che sarà addirittura ben oltre i 3000 metri di quota. Guardate invece come questo fronte è possibile che si diriga poi verso ovest per concentrarsi maggiormente sulla Sardegna e poi entro la serata di venerdì anche sulla Sicilia, quindi verranno più colpite le due isole maggiori per quanto riguarda la giornata di venerdì da questo piccolo nucleo instabile che potrebbe portare quindi la prevalenza di piogge e di temporali piuttosto diffuse sulle due isole maggiori. Purtroppo questa influenza del minimo è ancora poco sicura per quanto riguarda la esatta collocazione dei fenomeni, perché mancano ancora ben 5 giorni e quindi dovremmo intanto capire per quanto riguarda la giornata di venerdì e del weekend come evolverà questa depressione. Intanto il nord non verrà per niente colpito dai fenomeni
in quanto avremo ancora compassa di nebbie a un clima, attenzione, un po' più fresco nelle ore diurne, tra i 12 e i 14 gradi durante il giorno in Val Padana. Seguiteci sempre per non perdere i prossimi contenuti.